Lo hanno ritrovato avvolto nel fumo per lui, oramai. Non c'era più nulla da fare. La tragedia tra le mura di questa abitazione di Curtarolo in via Montecengio. Alessandro Paroniti, 37 anni, proprietario della casa, è morto intossicato a causa di un incendio divampato nel salotto. L'allarme è stato dato questa mattina alle 9:30 dalla fidanzata dell'uomo, preoccupata perché non rispondeva al telefono. È tornata a casa e ha trovato le fiamme e il fumo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione con gli autorespiratori. Lo hanno trovato a terra in una stanza. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma viste le sue condizioni disperate, hanno deciso di trasportarlo in elicottero all'ospedale di Padova. Il 37enne però è morto durante il volo. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'incendio sia divampato a causa di un phon lasciato acceso sopra il divano. L'esatta dinamica, però, potrà essere stabilita solo dopo la perizia dei vigili del fuoco. Alessandro Paroniti lavorava come macellaio in un negozio di carni a Limena. Viveva in questa casa di Curtarolo insieme alla fidanzata, che ora è sotto shock. I vicini lo descrivono come una persona riservata, ma molto educata e molto disponibile. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia per confermare le cause del decesso.